Una testimonial d'eccezione per un progetto, quello di assistenza domiciliare pediatrica, che ha preso via nel 2011. È Lodovica Comello, cantante, ballerina e attrice. 24 anni, nata a San Daniele del Friuli, diventata famosa in ambito internazionale per aver recitato il ruolo di Francesca nella telenovela di produzione Disney Violetta. Lodovica è stata la protagonista di un incontro all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con dirigenti, medici, infermieri del nosocomio e con diversi bambini, e in serata ha cantato e ballato al Teatro Verdi nel Lodovica World Tour 2015. A lei chiediamo come fa a conciliare tutte queste doti artistiche. Sicuramente è importantissima la formazione e uno non finisce mai di imparare, mai. Ci sono i professionisti più grandi, c'è Beyoncé che continua a fare lezioni di canto, per dire. E è importantissimo non fermarsi mai, cercare di essere sempre i migliori nel proprio strumento, nella propria vocazione, e tanto impegno, tanti sacrifici, e anche abituarsi a volte a qualche porta in faccia che si chiude, perché insomma è un ambiente molto competitivo e che non dà sempre spazio purtroppo a tutti, però bisogna sapere accettare i no e andare avanti con la testa bassa. Una dichiarazione solo sui tuoi programmi futuri? Come, scusa, sui tuoi programmi futuri? Adesso ho in programma la mia tournée che andrà avanti fino a ottobre-novembre, quindi ne ho ancora per un po', e poi c'è il lancio del disco Mariposa, che è già uscito qua in Italia il 3 febbraio, ma che uscirà in 13 paesi, quindi sono impegnata insomma a seguire queste due cose. Per il momento è questo. E l'emozione di tornare in Friuli Venezia Giulia? No, la tremarella. Sono veramente contentissima, anche perché qua sia a Udine che a Pordenone insomma mi sono mossa per la prima volta artisticamente, e tornare qua insomma con lo spettacolo tutto mio è una soddisfazione incredibile.